Buonasera, ben ritrovati. Invito ancora chi fosse in piedi a prendere posto, ci sono parecchi posti a sedere ancora liberi se volete godervi di tranquillità e relax questa cerimonia di presentazione del Palio 2023, mentre prendono posto i presidenti dei 4 quartieri accompagnati dalle rispettive dame. È già al centro il sindaco di Feltre Viviana Fusaro e dunque abbiamo visto salire Castello, poi Castello, poi Duomo e la volta di Portoria e infine di Santo Stefano. Poi il presidente del gruppo sbandieratori Città di Feltre, Luca Zanella, e il presidente dell'associazione Palio Città di Feltre, Eugenio Tamburrino. Bentrovati, potete accomodarvi. Grazie. Un saluto a voi tutti e un ringraziamento per essere qui così numerosi in questa splendida serata, in questa straordinaria piazza che è la nostra Platea Magna, per dirla alla latina, Piazza Maggiore, che come l'anno scorso e come spesso accade quando il tempo ci dà una mano, ospita questa cerimonia di inaugurazione della Palio di Feltre, che come tutti sappiamo è l'evento cardine del programma delle manifestazioni estive e non solo della città di Feltre e non solo della città di Feltre, mi permetto di dire. Un ringraziamento doveroso anzitutto agli enti che con il loro patrocinio assistono a questa manifestazione, e mi riferisco alla Regione del Veneto, alla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, alla rete eventi della provincia di Belluno e naturalmente al Comune di Feltre. Permettetemi poi anche un ringraziamento a nome dell'Associazione Palio Città di Feltre agli sponsor, senza i quali evidentemente tutto questo sarebbe molto più complicato e forse impossibile. Anzitutto Idro, che è main sponsor della manifestazione, qui rappresentata, buonasera, e poi Famila, la banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio, Clivet, Latte Busche, Birra Dolomiti e Gruppo Superauto 2. Questi sono gli sponsor principali, ma abbiamo anche altri sponsor che doverosamente dobbiamo ringraziare, l'azienda agricola Drusian e il consorzio agrario Treviso e Belluno. E poi ci sono gli sponsor che supportano le 4 gare, i 4 trofei sportivi che costituiscono l'ossatura del Palio di Feltre. Il trofeo del tiro con l'arco, che quest'anno sarà sponsorizzato e garantito dalla ditta Panchic, la gara di staffetta con la Carpos del gruppo MVC, il tiro alla fune con la cooperativa Valcarne e la corsa dei cavalli che ha come proprio sponsor e patrocinatore l'assicuratrice Valpiave. Per questo segno di vicinanza. Notizie arrivano anche da Venezia nel senso di Regione del Veneto. Ha fatto pervenire nei giorni scorsi la propria lettera il Presidente della Regione, Luca Zaia, lettera che vado brevemente a leggervi. Pregiatissimo Presidente, nel ringraziarla per il grandito invito, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare alla presentazione ufficiale della 44esima edizione del Palio di Feltre a causa di pregressi impegni. Esprimo il mio plauso per questo imperdibile appuntamento che richiama visitatori a Feltre, città delle antiche origini, racchiusa tra le vette dolomitiche e arroccata su un piccolo colle che assume l'immagine di un borgo verticale. Il Palio, scrive il Presidente Zaia, è qualcosa di vivo, un perpetuarsi delle tradizioni del folklore locale attraverso una manifestazione in stile medievale in cui 4 quartieri si contendono il drappo. L'iniziativa è inoltre animata da uno spirito solidale che caratterizza i numerosissimi volontari che si prodigano per la buona riuscita della rievocazione storica, a cui va il mio ringraziamento per l'impegno profuso. Ringrazio anche l'Associazione Palio Città di Feltre che da ben 44 edizioni recupera e fa rivivere al meglio il nostro patrimonio culturale e storico, valorizzando il nostro Veneto, the land of Venice. Nell'augurare il miglior successo e un buon divertimento ai partecipanti, rivolgo i miei cordiali saluti a tutti i presenti, dottor Luca Zaia. E noi ringraziamo anche il Presidente della Regione con un applauso. Regione che peraltro è qui rappresentata anche dal consigliere Pupato, ma che sentiremo tra poco. Ora è il momento dei saluti in presenza, come diremo di questi tempi, e anzitutto do la parola al sindaco di Feltre, Viviana Fusaro. Prego.
senza occhiali non riesco. È con grande piacere e direi anche con orgoglio che mi trovo qui questa sera per presentare la 44esima edizione del Palio di Feltre, una manifestazione che rappresenta un elemento vitale per la nostra città e che parla della nostra storia da quel lontano 1404, come ricorda il Cambruzzi, quando Feltre si consegnò alla Serenissima. È quasi superfluo sottolineare come nel corso del tempo questa manifestazione abbia registrato una crescita importante, grazie all'immensa dedizione dei contraddaioli che si impegnano per tutto l'anno cercando le soluzioni per il migliore esito possibile. A tutti loro, a nome anche dell'amministrazione che rappresento, vanno i miei più sentiti ringraziamenti. E mi rivolgo in particolare anche al presidente Eugenio Tamburrino, che in questi anni con tutti i suoi collaboratori ha dedicato tanto tempo, impegno, dedizione e credo soprattutto entusiasmo. A lui anche il grande merito di essere riuscito ad arricchire il patrimonio costituito dalla raccolta dei drappi dei 15 Ducati d'Oro, con la preziosa realizzazione per questo 2023 da parte del grande fumettista, vignettista e autore satirico italiano Francesco Tullio Altan. Ha saputo qualificarsi come una manifestazione di respiro nazionale e non solo. Questa sera si terrà la prima sfida tra i quartieri con tamburini e sbandieratori come protagonisti. Vorrei ricordare che la competizione sarà dedicata a Maria Cristina Masocco, la sbandieratrice del quartiere Portoria, tragicamente scomparsa a seguito di un incidente sulle vette feltrine nel corso della discesa del Comedon. Una ragazza che ha dedicato tanto del suo tempo e della sua energia alla nostra città e il suo ricordo sarà sempre vivo nella nostra memoria. Un esempio di vita per tutti noi. Auguro anche a tutti i tamburini e agli sbandieratori un grande in bocca al lupo per questa sera. So che ognuno di voi saprà dare del proprio meglio, portando alti i colori della propria contrada. Il nostro grazie pure ai presidenti dei quartieri e ai contraddaioli tutti per le sfide che li attendono nei prossimi giorni. Spero che la vostra passione continui a guidarvi lungo questa incantevole strada. Una strada certo fatta anche di fatiche, ma soprattutto di grandi soddisfazioni. Grazie di cuore anche per la comprensione di tutti nei miei confronti che, come ho già annunciato, non potrò seguire tutte le manifestazioni. Buon Palio a tutti, buona serata. Grazie al sindaco di Feltre, Viviana Fusaro. È ora la volta dei saluti del presidente dell'Associazione Palio di Feltre, Eugenio Tamburrino. Egregie autorità civili, religiose, militari, gentili ospiti, cari contraddaioli e appassionati del Palio, è per me un onore e un piacere potervi accogliere al momento iniziale della 44esima edizione del Palio di Feltre. Ed è un onore e un piacere poter dare il benvenuto mio personale e di tutto il mondo del Palio, a cui chiedo di aggiungere anche il vostro con un forte applauso, all'artista del drappo di quest'anno, Francesco Tullio Altan. Giungiamo dunque alla 44esima edizione dopo mesi di frenetica attività e grande impegno da parte di tutto il mondo del Palio di Feltre, dal direttivo, in cui vengo affiancato da Manuel Sacchete, Dolores Bortolas e Giovanni Argenti, che ringrazio per la determinazione a lavorare per il bene della città, ai 5 soci dell'Associazione Palio, il Comune di Feltre e i 4 quartieri, fino ai più di 1000 volontari che la manifestazione coinvolge durante tutto l'anno. Il Palio non è fatto da io, ma da noi. È davvero uno sforzo collettivo che unisce la città e il territorio,
un fenomeno di coinvolgimento di persone apparentemente senza alcun punto in comune e che proprio per questo costituisce un patrimonio sociale per tutto il Feltrino e un mezzo per la creazione di un importante indotto turistico, economico e promozionale. A tutti gli attori coinvolti in questo importante gioco di squadra, mondo del palio, istituzioni, aziende che credono nella manifestazione e nei suoi valori, va il nostro grazie più sentito e più sincero. Il Palio di Feltre, nei suoi più di 40 anni di vita, ha saputo portare in città una rivoluzione silenziosa, anzi, una rivoluzione per fortuna gioiosamente rumorosa a suon di tamburo, che ha arricchito la nostra Feltre degli antidoti della socialità e della comunione di intenti agli altrimenti dilaganti fenomeni dell'individualismo e dell'impoverimento delle relazioni sociali. Il Palio ha saputo essere per Feltre il punto fermo in un cambiamento sociale, economico, amministrativo che su di essa si è abbattuto negli ultimi decenni. Lo ha fatto con la passione e il contributo di generazioni di feltrini che lo hanno creato, coltivato, fatto crescere, facendolo diventare un biglietto da visita e una ricchezza per l'intero territorio. In questo momento voglio anticipare il ricordo di 3 persone che in epoche diverse e per motivi differenti hanno dato un contributo importante al nostro mondo. Elvio Scottini, Maria Cristina Masocco e Bruno Gorza, a cui da pochi giorni si è aggiunta anche Bruna Bosco. Ognuno di loro ha dato il proprio contributo nel portare avanti quella che è la più bella favola di Feltre, grazie alla quale una città contemporanea compie un tuffo nel passato, le differenze di età, di provenienza, di disponibilità economiche dei suoi cittadini si annullano nella ricerca della vittoria del drappo e la comunità locale di Feltre e dell'intero territorio, pur divisa in 4 frazioni, si rinsalda. L'intera città si mette in gioco per assicurare il miglior risultato al Palio. E in questo senso vorrei ringraziare le tante associazioni e i tanti comitati organizzatori di altre manifestazioni che sono presenti oggi e che hanno dato la loro disponibilità a contribuire alla riuscita di questa edizione. Ringrazio in particolar modo l'ANA Feltre e la Protezione Civile, grazie alla cui collaborazione riusciremo, insieme al gruppo Sbandieratori Città di Feltre, ad ospitare un'importante delegazione proveniente dal Palio di Lugo di Romagna, terra martoriata dal maltempo, che ha portato anche all'annullamento della loro contesa estense. Il fatto di poter offrire una piazza per esibirsi a chi quest'anno non l'ha avuta è una favola nella favola e per noi un punto di orgoglio. In questa riflessione sul ruolo nella storia cittadina del Palio e sulla sua dimensione concretamente fiabesca, poter contare sul contributo di un narratore della storia recente del Paese come Francesco Tullio Altan è un onore e un piacere. Grazie Maestro Altan per aver accettato il nostro invito e per aver arricchito il nostro albo d'oro con un'opera entusiasmante come quella che tra poco sveleremo. Il Palio di Feltre anche quest'anno ha portato qualche mattone in più nella costruzione e nel consolidamento di un processo di crescita coltivato di anno in anno. Lo testimonia l'attaccamento che ci è rivolto sia dai feltrini sia dai turisti, la crescita dell'interesse nella diffusione delle iniziative del Palio che quest'anno si arricchirà della diretta integrale di tutte le attività della domenica pomeriggio su Antena 3, Tele Nord-Est e Tele 4, l'impegno che sempre più volontari riversano nella manifestazione. Una crescente importanza certificata anche dall'essere quest'anno approdati al tavolo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riservato agli eventi che aggreghino più di 5.000 persone contemporaneamente. Il fatto che la Commissione non venisse riunita da qualche anno testimonia l'importanza che il Palio ha non solo per Feltre, non solo per il territorio feltrino, ma per l'intero bellunese e per l'intera regione del Veneto. Questo da una parte ci carica tutti di responsabilità nel tutelare questo patrimonio importante, nel preservarne la storia e lo spirito e nell'assicurarne la continuità e nel difendere il bene più prezioso che abbiamo, l'entusiasmo dei nostri volontari. Dall'altra ci spinge a ricercare con ancora più passione e determinazione ogni modo possibile per continuare a far crescere la manifestazione. Chi è appassionato di pallacanestro americana avrà già familiarità con il motto Trust the Process,
che ha accompagnato il processo di ricostruzione della squadra dei Philadelphia 76ers da risultati sportivi deludenti verso nuovi successi e che possiamo tradurre con riponi la tua fiducia nel percorso. È questo quanto ci viene richiesto anche per il Palio di Feltre, perché adesso è giunto il momento di cambiare passo e di allargare gli orizzonti. È uno sforzo a cui tutti siamo chiamati: mondo del palio, tessuto economico, istituzioni locali e sovralocali. Dobbiamo e vogliamo crescere insieme. Dobbiamo e vogliamo riporre la nostra fiducia nel nostro percorso, in Feltre e nel Palio di Feltre. Buon palio a tutti. Grazie al Presidente del Palio di Feltre, Eugenio Tamburrino, che ha, tra le altre cose, ricordato 3, in verità 4 persone importanti per questo palio. 3 le abbiamo volute ricordare anche in maniera fisica, plastica, con gli oggetti che vedete posizionati ai piedi del palco. Abbiamo la bandiera del quartiere Portoria per ricordare Maria Cristina Masocco. Abbiamo la tavolozza con i pennelli, la tavolozza dei colori con i pennelli per Bruno Gorza. Abbiamo gli occhiali, le matite colorate e una locandina del palio, se non sbaglio 1997, disegnata da Elvio Scottini. Ci è sembrato giusto, opportuno ricordarli, non questa sera perché saranno con noi naturalmente per tutta l'edizione del palio e oltre, ma anche in maniera visiva, in maniera che tutti potessimo avere davanti agli occhi 3 persone che hanno rappresentato la storia di questa manifestazione e a cui vi inviterei a rivolgere ancora un applauso al ricordo. Dicevamo, molte le autorità che hanno voluto farci il piacere di essere con noi questa sera, li saluto, spero di non dimenticare nessuno, i rappresentanti delle forze dell'ordine, grazie di essere con noi, il Presidente dei Fondi Comuni di Confine Dario Bonda, il Sindaco di Cesio Maggiore, nonché Presidente dell'Unione Montana Feltrina Carlo Zanella, abbiamo numerosi rappresentanti dell'amministrazione comunale feltrina col Sindaco sul palco, ma poi anche il Vice Sindaco, l'assessore Zatta e il Presidente del Consiglio e altri consiglieri comunali. Vedo la responsabile del marketing di DMO Dolomiti Bellunesi Elisa Calcamuggi, grazie per essere con noi, l'assessore del Comune di Pedavena Chiara Zaetta e tra gli altri l'arciprete del Duomo Don Angelo Balcon e il presidente della sezione CAI di Feltre e il presidente della sezione ANA di Feltre, già citato prima, sicuramente qualcun altro che non vedo o non ho notato, ma che comunque ringrazio e chiedo scusa se ho dimenticato qualcuno. Tra gli enti patrocinatori della manifestazione, come detto, c'è la Regione del Veneto, abbiamo con noi il consigliere regionale Giovanni Puppato che invito per un breve saluto. Sì, buonasera a tutti voi. Grazie di questa opportunità, ho apprezzato anche i saluti del nostro governatore Zaia che cerca di essere sempre presente, quindi buonasera a Don Angelo, al Sindaco, a tutte le autorità, ai vari rappresentanti anche delle varie associazioni e ovviamente un'opportunità che prima dicevo Zaia ha portato i suoi saluti, li porto anch'io come Consiglio regionale perché ci sono raccomandati esattamente di questo, ma una cosa che mi fa piacere quando mi invitano a Feltre, io lo faccio sempre molto volentieri perché per me Feltre ha significato molto nella mia vita visto che ci ho vissuto parecchi anni e quindi io sono felice di essere qui stasera con voi per partecipare a quella che sarà poi una grande festa, un momento di condivisione di una comunità che ha dimostrato negli anni di essere sempre orientata a valorizzare poi quello che è la storia di questa città, la sua cultura e le sue tradizioni. Nel 1979 c'è stato il primo palio, io allora vivevo qui e lo ricordo ancora con molto entusiasmo, tant'è che poi anche la seconda generazione, cioè quella dei miei figli, hanno voluto partecipare a questi eventi e questo è un significativo importante per quelli che sono poi quei valori che si trasmettono attraverso una forma di cultura e di tradizione. Beh, questo sicuramente è un evento
importante, perché è una risonanza che va al di là dei confini provinciali o regionali, ma è anche un evento straordinario fatto di emozioni intense, tant'è che coinvolgono migliaia di persone che vengono in questa città. E tutto ciò credo sia in particolar modo da ringraziare quei 1000 volontari, quegli 800 figuranti, sinceramente poi anche tutto il lavoro che viene svolto in un anno da parte degli stessi quartieri, ma anche tutti quelli che accennava prima lo nostro speaker, e cioè tutti quelli che sostengono, che supportano e che aiutano quella che è questo evento, affinché tutto possa andare a buon fine. E quindi una sorta di magia che si ripete anno per anno, dove una città si riunisce attorno ad un palio affinché tutto possa funzionare per il bene. Vedete, la capacità di un territorio di promuoversi, come in questo caso, necessita di grandi sinergie, e quindi programmatica, organizzativa, operativa, e questo, come dicevo, grazie a tutti i 1000 volontari, ma anche appunto a tutte queste persone. Queste manifestazioni tra l'altro sono un volano estremamente importante per noi a livello provinciale, perché hanno un effetto moltiplicatore per quelli che sono tanti aspetti, a cominciare per esempio dal turismo. Il Palio di Feltre sicuramente continuerà ad essere un faro luminoso nella nostra storia, ma anche un simbolo di unità e sicuramente una forte ispirazione per le future generazioni, così come lo è da 600 anni. Quindi io mi fermo, vi auguro innanzitutto che possiate divertirvi e tutte le persone che vengono in questa città lo possano fare, ma vi auguro soprattutto di continuare, ho visto che ci sono tanti giovani, su questa strada, che è poi quella che vi ha visto essere protagonisti e parte attiva di quello che è stato uno sviluppo e un progresso inteso in senso generale, ma anche culturale e sociale di tutta la nostra provincia. Viva Feltre, viva il Palio. Grazie. Grazie al consigliere Puppato. Invito ora il presidente del comitato di gestione dei fondi comuni di confine, Dario Bond, che tra l'altro è feltrino, quindi conosce il Palio sicuramente molto bene, per un saluto. Prego. Grazie di avermi dato la parola. Saluto le autorità militari, carabinieri e guardia di finanza che sono sempre presenti sul territorio e stanno facendo un grande lavoro. E saluto anche le autorità civili e le autorità del Palio. Io sono stato particolarmente colpito stasera dall'intervento che ha fatto il presidente del Palio Tamburrino. È un intervento, secondo me, pieno di lungimiranza e di voglia di crescere. E a tal riguardo, guarda, noi non ci siamo parlati, ma ci siamo solo messaggiati, però a tal riguardo devo dire che le tue considerazioni nel dire da adesso in poi dobbiamo guardare in avanti, crescere, mettere insieme tutte le forze per far crescere il Palio, si sposano con delle considerazioni che abbiamo fatto recentemente con il Presidente della provincia, Roberto Padrin, e anche con il Senatore De Carlo, Presidente della Commissione Turismo del Senato. Secondo me è giusto, al di là del Palio, del bel tempo, della festa, dei contrarioli, di chi vincerà, è giusto mettere, dopo il Palio, mettere assieme tutte queste realtà e guardare in avanti con una grande promozione. Un anno fa, assieme al Presidente della provincia, noi abbiamo inventato, io e il Presidente, abbiamo inventato un fondo che è il fondo dei grandi eventi. Abbiamo inventato un fondo con una notevole, fondi comuni confine sempre, notevole capacità finanziaria, con l'obiettivo di portare la nostra provincia all'attenzione dei grandi media nazionali e internazionali. Ecco, ci siamo riusciti. Ci abbiamo messo un anno, ma ad esempio il Giro d'Italia, così come è stato portato e evidenziato dalle televisioni, è stato un grande successo, ma anche la stessa partecipazione a Sanremo, ma anche la stessa partecipazione a 2 grandi eventi internazionali. Ecco, a me piacerebbe, Presidente Tamburrino, vedere questa realtà del Palio nei grandi media, diciamo, nazionali. Perché quando tu entri nei grandi media
nazionali hai anche più sponsor, hai anche più visibilità e hai anche più trascinamento turistico. Allora, siccome io non vengo qui per portare i saluti e dire tutto bello, tutto bello, tutto bello, tutto bello, no, io vengo e porto proposte. La proposta è quella di, dopo la festa del Palio, come dicevi te prima, trovarsi tutti attorno a un tavolo, compresa la Regione del Veneto, e fare una programmazione del futuro. Ci riusciamo? Siamo stati bravi. Non ci riusciamo? Comunque ci abbiamo provato. Ecco, con queste prospettive saluto tutti voi, auguro un grandissimo Palio, un bel tempo, ma noi dobbiamo sempre continuare a lavorare per far crescere questo territorio. Questo territorio ha bisogno di crescere, ma ha anche bisogno di essere conosciuto e evidenziato nei grandi network nazionali e internazionali, perché così faremo una promozione che dura nel tempo. Grazie ancora e buona serata. Grazie al Presidente del Comitato di Gestione dei Fondi dei Comuni di Confine, Dario Bond. È ora tempo di sentire i protagonisti di questo Palio, ovvero i 4 quartieri, coloro che da sabato della prossima settimana si sfideranno come sempre il sabato sera su questa piazza e poi la domenica pomeriggio in Pra del Moro per le 4 gare che da tradizione costituiscono la spina dorsale della competizione sportiva del Palio di Feltre, che è rievocazione storica, è momento di festa e di socialità, come è stato detto più volte, ma è anche, forse soprattutto, gara sportiva tra i 4 quartieri. E allora, per primo, invito al palco il Presidente del quartiere Castello, Francesco Larese. Buonasera a tutti. Allora, per me questo, per usare una gara del Palio come riferimento, diciamo che è l'ultima freccia, l'ultima volta che calcherò questo palco con queste vesti. Volevo approfittare, sono passati 6 anni, volevo approfittare per ringraziare la squadra di Ente Palio, le 2 squadre di Ente Palio con cui ho avuto modo di collaborare, l'amministrazione, le 2 amministrazioni cittadine, l'amministrazione attuale e quella precedente, e adesso sembrerà un po' strano, anche i presidenti degli altri 3 quartieri, perché comunque al netto di qualche scaramuccia, ma insomma non siamo esattamente degli educandi, facciamo Palio, lavoriamo tutti e 4, tutti e 5, tutti e 6, per lo stesso comune intento e quindi ognuno nel suo piccolo per rendere migliore questa città. Grazie. Voglio ringraziare la grande squadra di volontari, di amici che avevo quando sono partito in questo percorso e di amici che ho trovato, che ho conosciuto, di rapporti che si sono fortificati in questi 6 anni. È stato un bel percorso, è stato un bel viaggio. Ci tengo a ringraziare tutti gli sponsor, le aziende, i commercianti, gli artigiani, tutte quelle piccole e grandi entità locali e non che ci sostengono. Da un punto di vista strettamente paliesco, proprio perché, come dicevo prima, per me questa è l'ultima freccia, sono consapevole, sono convinto del lavoro fatto dal capitano Matteo Castador, dal suo fido aiutante, il maestro di campo Beppi Gris, per rendere le nostre squadre e la nostra compagine competitiva nel prossimo fine settimana. Un grossissimo in bocca al lupo ai tamburini e agli sbandieratori per la sfida di questa sera. E permettetemi un ultimo grazie alla mia dama Laura per avermi accompagnato oggi e un pensiero prima di lasciarvi. Il quartiere Castello, tutto il direttivo, i volontari,
i tamburini, gli sbandieratori, insomma questa grande famiglia in questo momento è vicina alla nostra sbandieratrice Camilla Dalla Palma. Grazie e che sia un buon Palio per tutti. Questo tono dimesso di Francesco Larese mi preoccupa quasi, se non lo conoscessi, e altro che ultima freccia, lo vedrete già da questa sera e poi la prossima settimana come sarà fortemente agguerrito per questo Palio. Dal leone rampante alla stella a 8 punte, il presidente del quartiere Duomo, Nicola Cittadella. Buonasera a tutti. Il simbolo della stella ad 8 punte si è distinto per 2 anni consecutivi in questa splendida cornice di Piazza Maggiore, fattibile solamente merito del prezioso lavoro dei nostri gruppi, la cucina, logistica, il consiglio, sempre pronto con nuove idee, con l'obiettivo di individuare punti di miglioramento e nuovi spunti per il quartiere e di tutti i responsabili nei vari ruoli. Un plauso ai nostri gruppi di musici e sbandieratori, attivi tutto l'anno per allenarsi, confrontarsi, per affinare e migliorare le proprie esibizioni, non solo per la sfida delle Cenidi che tra poco avrà inizio, ma anche per tenere alto i nostri colori in tutte le nostre uscite, nei nostri rioni, importantissimi per la vita del quartiere, sia in eventi anche non inerenti al Palio e talvolta fuori di Feltre. Continua a gonfie vele il progetto dei Domini, gruppo magnifico di ragazzine di 4-10 anni, appassionati a sventolare una bandiera o suonare un tamburo. Qui si dimostra che il quartiere è più che mai vivo e dinamico, attento non solamente al presente. Anche quest'anno c'è stato un grande movimento di contravaioli, pronti a indossare orgogliosamente i nostri costumi storici, da poter sfoggiare lungo le vie di questo nostro stupendo paese. Mi permetto ora una riflessione. La vita in contrada deve essere vista come una grande possibilità, oltre che per tutti i contravaioli volontari, per i nostri ragazzi, dai più piccoli ai più grandi, per stare assieme, confrontarsi, organizzarsi, divertirsi, adoperarsi per il quartiere. Valori molto importanti, che purtroppo ancora qualcuno non riesce a capire, criticando, per esempio, il suono, e qua sottolineo suono e non rumore, dei tamburi. A livello di Palio, dal momento che tra una settimana entreremo nel vivo della disputa, siamo molto entusiasti del lavoro dei nostri interni, coadiuvato da un gruppo affiatato ed esperto di responsabili, che fanno continuamente crescere nuove leve, di cui ci danno e ci daranno grosse soddisfazioni. Termino con un grande riconoscimento all'ente Palio, che si sta impegnando giorno dopo giorno, anno dopo anno, per dare sempre più visibilità al nostro Palio. Naturalmente ringrazio anche tutti i nostri collaboratori, i nostri sponsor e i nostri commercianti. Non mi resta che augurare un buon Palio a tutti, buona sfida per stasera ai nostri ragazzi e in bocca al lupo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie al presidente del quartiere Duomo Nicola Cittadella. Visto che è stata citata più volte la sfida delle Cernide che andrà in scena questa sera a partire dalle 20:30, confermiamo che è spostata presso il Palaghiaccio, perché diciamo per la presentazione ci sta andando bene, ma non vogliamo sfidare la sorte, anche per questioni naturalmente di sicurezza e di incolumità di chi si sfida, quindi abbiamo scelto una via più prudenziale, quindi appuntamento dalle 20:30 al Palaghiaccio di Feltre. Proseguiamo con i saluti, è tempo del quartiere Portoria con Davide Riva. Cari contraddaioli, cara Feltre, con grande gioia celebriamo l'inizio di questo Palio. Un momento di festa per tutti noi, una meravigliosa occasione per onorare le tradizioni e valorizzare il prezioso impegno del mondo del Palio e del quartiere Portoria nel contribuire al benessere e all'entusiasmo della nostra amata città. Vorrei sottolineare in particolare gli eventi natalizi organizzati dal quartiere Portoria. Grazie all'impegno e alla dedizione dei nostri volontari abbiamo potuto offrire
una serie di iniziative che hanno reso il periodo natalizio più speciale. Le nostre casette di Natale hanno arricchito il nostro centro storico di vitalità e calore. La Telva Trail, un'altra iniziativa degna di nota, ha coinvolto numerosi partecipanti e ci ha permesso di mostrare ancora una volta alcune delle bellezze naturali del nostro territorio, in un modo sano, che rispecchia appieno i valori del Palio. In questo momento di gioia e celebrazione non posso dimenticare di ricordare Maria Cristina Masocco, alla quale la Telva Trail è stata dedicata. Mary è stata una grandissima amica e presenza preziosissima per il nostro quartiere, una vera e propria fonte di energia per portare avanti con forza e determinazione le attività del nostro quartiere. Non è affatto semplice andare avanti senza di lei, ma nel suo ricordo sono sicuro che troveremo la motivazione per dare il meglio e per portare alto il nome del nostro quartiere. Viva Mary, viva Portoria! Negli anni abbiamo raggiunto questi risultati grazie alle persone che, come Mary, con il proprio impegno e la propria generosità, fanno la differenza nel nostro quartiere. I volontari sono la linfa vitale delle nostre iniziative e senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Voglio quindi ringraziarli sentitamente per il tempo e le energie che ci dedicano. Con l'occasione voglio ringraziare anche il nostro Consiglio. È con immensa gratitudine che riconosco l'impegno, la dedizione e il tempo prezioso che ciascuno di voi ha investito per garantire il successo di ogni iniziativa. Grazie al vostro lavoro siamo diventati più forti e coesi. Tutto questo mi fa guardare con grande ottimismo ed entusiasmo al futuro, perché con un consiglio direttivo così competente continueremo sicuramente a raggiungere risultati straordinari. Un ringraziamento speciale va anche al nostro gruppo Musici e Sbandieratori, la Fucina di Portoria, che con la loro maestria e passione portano avanti le nostre tradizioni e rendono il nostro quartiere ancora più speciale. Auguro loro un grosso in bocca al lupo per l'attesa sfida delle Cernide di questa sera. Sappiamo di essere i più bravi, vogliamo dimostrarlo ancora una volta. Non ci fermiamo qui e ringraziamo i nostri atleti. Siamo orgogliosi di avere atleti così straordinari e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro insieme. Continuate a darci il massimo e siamo certi che potremo raggiungere nuove vette. Oggi, infine, è anche il momento di esprimere la nostra voglia di vincere il Palio. Siamo qui per competere con gli altri quartieri e per dimostrare la nostra forza e il nostro spirito di squadra. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a superarle con la nostra grinta e passione che da sempre ci contraddistingue. Abbiamo un obiettivo comune e lavoreremo incessantemente insieme per raggiungerlo. Per questo e 100 anni di gloria, viva, viva, viva Portoria! L'Aquila Bicipite mostra gli artigli, ma è giusto che sia così a una settimana dal Palio. Per la verità questa sera ricordo il gustoso antipasto, definiamolo così, della sfida delle Cernide con sbandieratori e tamburini. L'ultimo dei 4 quartieri a prendere la parola è il quartiere di Santo Stefano, che come immagino sapete ha alla guida 2 co-presidenti, Luigi Bonan e Paolo Rigoni, che abbiamo sul palco. Prego Paolo. Buonasera a tutti, saluto i presidenti, il sindaco, il presidente Eugenio, un saluto doveroso a Città di Feltre che ci rappresenta in tutta Italia e che questa sera ci accompagna, un saluto alle autorità e a tutti voi presenti. Benvenuti a questo Palio 2023. Per me essere qui è un gradito ritorno e è un onore per me rappresentare di nuovo il quartiere Santo Stefano. Come ha già anticipato, non sono solo questa volta, ma per la prima volta nella storia del quartiere abbiamo condiviso l'incarico di presidente insieme a un altro ex presidente, Gigi Bonan,
E questa scelta è arrivata direttamente dal popolo di Santo Stefano, che ha visto in noi due la possibilità di unire ancora maggiormente le fila di questo quartiere. Ringrazio a nome del quartiere chi mi ha preceduto, Thomas Piol, che ha guidato il quartiere in anni difficili con la pandemia e tutto quello che ha dovuto affrontare. La domanda che mi è stata posta di più dopo il Palio 2022 era come riprendersi, perché è stato un Palio che ci ha visto assolutamente protagonisti nelle prime 3 gare e dove abbiamo fallito la zampata finale. La risposta che a mente lucida mi sono dato è che il Palio di Feltre è strutturato in 4 gare e la bellezza del Palio di Feltre sta proprio nel fatto che fino all'ultimo il risultato può essere sovvertito. È andata male a noi l'anno scorso, però una bellissima frase che ho letto in un libro di Gianluca Vialli dice che un vincente è un perdente che ha deciso di riprovarci. Con questo spirito vi assicuro che già la domenica sera, finita la gara, durante la cena di fine Palio, nel quartiere c'era la voglia di ripartire e di ritrovarsi qui questa sera. Abbiamo analizzato la situazione, abbiamo cercato di migliorare il più possibile e di presentarci più che mai competitivi. Ed è per questo che abbiamo inserito una nuova figura che ci mancava, fondamentale per la crescita, che è quella del capitano, un ruolo che è stato affidato a Federico Scariot, un ragazzo nato, cresciuto e forgiato in Santo Stefano e che ha il Santo Stefano nel cuore. Quindi a lui è stato affidato questo importantissimo incarico, già da ottobre sta lavorando e insieme al nuovo maestro di campo Panconi hanno messo in piedi una squadra a livello agonistico di cui vado molto fiero ed orgoglioso. Per questo, se mi chiedete che Palio sarà, credo che sarà un Palio dalle 1000 sfaccettature. Ci sono molte strategie aperte, molti quartieri che hanno delle cartucce e delle carte ancora da scoprire. Noi saremo prontissimi e agguerriti per continuare a tenere alto il Santo Stefano e per arrivare in fondo questa volta per arricchire la nostra sede di un altro drappo. La sede, un altro tassello fondamentale del nostro quartiere, finalmente ci è stata assegnata e ringraziamo per questo e finalmente è operativa. Abbiamo creato un museo del quartiere dove ci sono tutti i trofei e tutti i drappi appesi, c'è una sala conviviale, un bar, il magazzino, abbiamo creato un campo di tiro con l'arco esterno e stiamo cercando di farla vivere giorno per giorno perché è l'intento del Santo Stefano è essere un quartiere di riferimento per tutto l'anno. Non esistiamo solo questi giorni del Palio, ma ci siamo sempre. Come sempre i quartieri sempre più spesso sono chiamati ad aiutare anche altre manifestazioni. Siamo ripartiti riorganizzandoci e cercando di mettere insieme una squadra con delle responsabilità. Abbiamo il dovere questa sera come rappresentante del quartiere di ringraziare i tantissimi volontari che ci hanno permesso questo percorso fino ad oggi e che ci permetteranno ancora una volta di distinguerci nella prossima settimana. La settimana che viene appunto, vi ricordo semplicemente il mercoledì saremo come sempre alla nostra serata di farra, venerdì sera riproporremo la cena in via Tezze, dopo il clamoroso successo dell'anno scorso e i tanti riconoscimenti ricevuti, avremo quest'anno ulteriori sorprese per regalarvi un'esperienza ancora migliore e diversa dall'anno scorso. Cos'altro dire? In caso di maltempo saremo, perché purtroppo col tempo ultimamente ci dobbiamo ragionare, saremo in Pra del Moro, visto che quest'anno per rotazione toccherà a noi quell'area. E basta, non mi resta che avvisare tutti che noi siamo pronti, che noi vogliamo toglierci quello che un giornalista appassionato di Palio mi ha ricordato il titolo della nonna del Palio e quindi preparatevi perché il quartiere Santo Stefano venderà carissimo alla pelle. Viva il Palio di Feltre e forza Santo Stefano!
Grazie al co-presidente di Santo Stefano Rigoni. E manca ancora una delle persone sedute sul palco al microfono, credo lo conosciate oramai tutti, anche se lui è presidente da pochi mesi, il nuovo presidente del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, Luca Zanella. Prego Luca. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio e saluto Eugenio, presidente dell'Ente Palio, i presidenti dei 4 quartieri e le loro meravigliose dame, le autorità religiose, civili presenti, e per me questo è un debutto, è il mio primo palio in veste di presidente del gruppo Sbandieratori Città di Feltre, anche se non sono nuovo a frequentare questo palco. Per noi questa piazza rimane ovviamente l'evento più importante in cui vogliamo partecipare. Siamo nati qui e qui vogliamo, come ormai posso dire da tradizione, portare al Palio un numero nuovo, esclusivo, pensato appositamente per la serata del Palio. E sarà così anche quest'anno. Gli sbandieratori hanno pensato a una nuova coreografia, un nuovo numero, e i musici hanno composto una nuova musica che sentirete la sera del sabato sera. Scusate l'emozione, non tanto per il ruolo che ricopro da giugno, nemmeno per essere qui su questo palco, ma per l'abito che indosso. Ha una storia particolare, personale, però vorrei condividerla con voi perché la trovo bella, legata al Palio di Feltre, e ve la racconto. Io vidi questo costume per la prima volta verso la metà degli anni 90 a Braunfels, che è una delle città gemellate con Feltre. Io mi trovavo lì col gruppo Sbandieratori Città di Feltre e una nutrita delegazione dell'Ente Palio proprio per i festeggiamenti del gemellaggio. Vidi questo costume, me ne innamorai, e siccome era presente anche la sarda che lo aveva confezionato con la delegazione dell'Ente Palio, la signora Luisa, che vedo e saluto, mi recai subito da Luisa, le dissi: Luisa, nel momento in cui cesserò la mia attività di sbandieratore, voglio un costume uguale a questo. La risposta di Luisa fu no. E perché come un artista dipinge un quadro una volta solo, anche Luisa, che è un artista a tutti gli effetti, confeziona un abito una volta solo, e se voi vedrete la sfilata vedrete che non ce ne sono 2 uguali, sono uno diverso all'altro. Ma io sono cocciuto, potevo essere l'eccezione che confermava la regola, ma Luisa niente da fare, ferma nella sua posizione. A questo punto intervenne il proprietario del costume, un personaggio simpaticissimo, che mi disse: guarda, quando sarò stufo di indossarlo te lo presterò. Con questo signore negli anni a venire facemmo noi del gruppo Sbandieratori un'infinità di uscite e capì che non si sarebbe stufato tanto facilmente di indossarlo. Questo signore si chiamava Bruno Gorza. Ecco, capite, per me è difficile essere qui questa sera con addosso questo costume. Ringrazio Luisa, ringrazio i familiari che me l'hanno dato e hanno tenuto fede alla promessa di Bruno. Bruno mi permette di dire un'altra cosa. Per noi questo palio è un traguardo importante. Sono 40 anni che esiste il gruppo Sbandieratori Città di Feltre. Nel 1983 4 ragazzi, poco più che adolescenti, decisero che era importante che il Palio avesse un gruppo di sbandieratori cittadino, partirono e siamo qui 40 anni dopo a festeggiare questo compleanno. E
volevamo un po' tutto il palio per noi, per i nostri festeggiamenti, ma non so perché l'idea è stata bocciata. Però vogliamo fare una festa grande e quindi la posticiperemo ad ottobre, in cui faremo una festa proprio solo per noi, per le centinaia di persone che sono passate attraverso il gruppo Sbandieratori Città di Feltre, ma vogliamo fare una festa anche per la città, a cui una rassegna di sbandieratori. Per primi sono invitati ovviamente i sbandieratori dei 4 quartieri cittadini e i loro musici, e poi tutti quei gruppi di sbandieratori che nel corso di questi 40 anni abbiamo conosciuto, abbiamo scambiato idee, abbiamo scambiato feste. E su proposta del nostro coordinatore tecnico Johnny Isotton, questa rassegna sarà quindi il primo Memorial Bruno Gorza. Luisa, quindi sei avvertita, sarai la madrina della manifestazione. Ecco, come dicevo, in questi 40 anni abbiamo incontrato tante realtà, tanti pali, tanti gruppi. Nel 2016 siamo venuti a contatto con il gruppo sbandieratori di Lugo di Romagna e, come sapete, l'Emilia Romagna in maggio è stata flagellata dal maltempo, tanto che, appunto, come diceva Eugenio, presidente dell'Ente Palio, non hanno potuto correre il loro palio e hanno avuto la piazza inagibile, e abbiamo pensato, assieme al prezioso e indispensabile aiuto dell'Ente Palio, di invitare questo gruppo al nostro, prestargli la nostra piazza, e quindi vedrete durante tutto il palio il gruppo sbandieratori di Lugo di Romagna a fianco del gruppo sbandieratori Città di Feltre, esibirsi e suonare le loro musiche. Altra cosa, abbiamo iniziato una importante collaborazione con l'ENAI Veneto di Feltre e ospiteremo il Comitato Gemellaggio la sera delle cene, perché i quartieri si dedicano ai loro contradaioli, come è giusto, e noi ci dedicheremo al Comitato Gemellaggio con la collaborazione dell'ENAI Veneto. Non ho altro da aggiungere, se non che più in là noi faremo delle gare federali, e questa sera auguro in bocca al lupo, vinca il migliore fra gli sbandieratori dei 4 quartieri. Noi faremo una gara federale più avanti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a Luca Zanella. Ora, prima di passare all'ultima parte del nostro incontro, che è quella dedicata un po' anche ad alcuni riconoscimenti e alcune premiazioni di cui vedete traccia sul palco, io inviterei proprio il maestro Altan a salire con noi, perché insomma avere un ospite senza cedergli la parola non mi pare segno di grande educazione, quindi abbiamo davvero piacere intanto di avere un suo primo saluto. Maestro, allora buonasera a tutti intanto. Ecco, la introduco brevemente, noi poi avremo modo di chiacchierare un pochettino più approfonditamente con lei domani sera anche, quando vi ricordo alle 20:45 c'è un appuntamento all'Officinema qui di Feltre, nel corso del quale prima verrà proiettato il film del regista Consiglio, Mi chiamo Altan e faccio vignette, che insomma non è una biografia ma è una storia su chi è Francesco Tullio Altan. E poi avremo una breve chiacchierata sul palco per conoscerla meglio, parlare un po' delle sue attività, ma anche delle sue passioni. Intanto la cosa che per prima le chiedo è la prima volta che viene a Feltre? No, sono già passato varie volte per Feltre, ma non mi sono mai fermato tanto, per cui la ritrovo, la conosco un po' per la prima volta. Ecco. Questa piazza non l'aveva mai vista nel suo... Non mi ricordo, perché sono anni passati. È la prima volta che le viene chiesto di dipingere un drappo? È la prima volta, sì, sono stato anche un po' sorpreso perché insomma non fa parte delle mie attività normali, però mi ha stimolato molto, mi ero incuriosito di provarci e vediamo come sarà accolto. Ecco.
E dico, tra un'oretta e mezza lo scopriremo tutti. Ha esperienze di palio, nel senso, magari immagino avrà visto sicuramente qualche edizione del Palio di Siena o altre... Ma non dal vivo, l'ho visto in televisione, per cui no, è una novità. È un mondo che la affascina, la incuriosisce, che cosa in particolare, non vogliamo anticipare il drappo naturalmente, ma che cosa l'ha ispirata di più di questo mondo? No, mi piace molto l'idea delle contrade, dei quartieri, questa cosa è molto bella secondo me, che un gruppo di persone si riunisca con un obiettivo e ci lavori tutto l'anno, è bello questo. La dimensione agonistica, no? Cioè questo confrontarsi, è un po' un tema che, anche se sotto altre vesti, diciamo, quella della contrapposizione, no? È un tema che esce anche dalle sue vignette, la contrapposizione per esempio di classe, mi viene in mente Cipputi, no? Sì. per dire, ecco. Come si riescono a trattare questi temi in maniera non banale, ma neanche arrogante, cioè in maniera da non urtare la suscettibilità di qualcuno? Sono domande troppo difficili per me. Lei preferisce parlare con la matita e con la penna? Questo non c'è dubbio. Va bene, allora la lascio ritornare ad accomodarsi, a meno che non voglia aggiungere qualcosa. Ci rivediamo dopo, perché abbiamo la cerimonia di svelamento del drappo. E allora... Grazie mille allora. Grazie a lei, maestro. Grazie al maestro Altan, che come avete capito è uomo di penna e di disegno più che di tante parole, ma noi per questo lo apprezziamo e lo abbiamo chiamato a disegnare il nostro palio. Allora adesso io inviterei a salire sul palco Fabio Giudice, che è il direttore artistico di questa edizione del palio, e noi lo salutiamo. E per prima cosa, Fabio, dimmi tu se vuoi quello mobile o vieni quello fisso. Ecco, per prima cosa ti chiederei di presentare un pochettino i premi delle gare agonistiche del palio. Sì, buonasera a tutti, benvenuti. Allora, i premi delle 4 gare chiaramente ormai hanno uno stilema che è riconoscibile, che chiaramente è una faretra per quello che riguarda il tiro con l'arco, e quindi una faretra portafrecce, è un piede alato per la staffetta, poi abbiamo 4 cavalli che riguardano la corsa dei cavalli e 2 mani che tirano una fune, che simboleggiano il tiro alla fune. Quest'anno abbiamo deciso di impegnarci in maniera molto importante, cercando di legare ancora di più quel rapporto stretto che c'è tra Venezia e Feltre storicamente per il palio. Quindi abbiamo dato l'incarico ad un artista di Murano, che è Gabriele Urban, attraverso i rapporti che abbiamo costruito con la mostra dell'artigianato, e di questo ringrazio il presidente Luciano Gesiot, e grazie a lui oggi abbiamo questi 4 premi che andrò a presentarvi, che sono fatti in vetro di Murano. Quindi è un'occasione secondo me storica, un fatto storico, che appunto un veneziano abbia prodotto queste 4 bellezze. Per di più si aggiunge anche un piatto sempre in vetro che è legato al premio del Virtual Palio, che è appunto alla 3ª edizione e che riguarda questa competizione tra ragazzi su giochi più informatici. Ecco, io ve li farei anche vedere perché sono molto delicati, e se mi dai una mano, Nicola. Ti seguo col mobile, così. Ecco, questo è quello che rappresenta la staffetta, è proprio un'opera in vetro preziosa e con dei colori particolari. Trattiamo con grande cautela, perché è un po' un problema in una settimana riavere i premi. Infatti sottolineo che nell'enfasi della premiazione ai quartieri di avere un po' di tatto su questo tipo di trofeo. Ecco. La vedo dura il quartiere col vetro, speriamo bene. Speriamo bene.
Ecco, questa era la faretra con le frecce. Questo lo facciamo vedere dopo, Fabio, così. Questo è il tiro alla fune, dove appunto c'è il castello, il simbolo di Feltre, e le due mani che tirano la fune, molto stilizzato. E in ultimo, che è tra le gare più importanti evidentemente, è la corsa ai cavalli, che è rappresentata appunto su questo piatto così. Perfetto, farei anche un applauso a Fabio e a chi ha creato queste bellissime. Questo io adesso lo presenterei chiamando i vincitori, così facciamo la premiazione e la presentazione del piatto tutto insieme, perché come probabilmente sapete, oggi pomeriggio si è tenuta appunto l'edizione del Virtual Palio. Che cos'è il Virtual Palio? È un palio virtuale, appunto, digitale, giocato dai più giovani tramite device, computer, PC, ed era nata questa iniziativa ai tempi del Covid. Adesso dire i tempi sembra che sia un'era passata, in verità, insomma, questione di 2 o 3 anni fa, per dare un'alternativa ai nostri ragazzi comunque di non dimenticarsi del palio e cimentarsi con le prove del palio. Questa tradizione però sembra che stia prendendo sempre più piede. Mi sono segnato, quest'anno si è giocato su piattaforma Counter-Strike, spero di aver pronunciato bene. Do lettura della classifica di oggi e invito i vincitori sul palco per ritirare il premio. Allora, a seguito delle partite, perché sono stati più scontri che si sono giocati nel pomeriggio, i vincitori dell'edizione 2023 del Virtual Palio sono i ragazzi di Santo Stefano. E allora, eccoli qua, i nostri baldi giovani. Complimenti a voi, eroi del digitale paliesco, così, dicitura inventata lì per lì, ma insomma fa ben capire qual è la dimensione di questa prova. Se volete, no, ha detto Minol Toeing Man, perché adesso dopo gli avvisi sulle cautele adesso nessuno si fida, no, ma insomma con un po' di... Ecco qua, complimenti a voi, intanto i vostri nomi, perché è giusto che vi... Nicola, Gianluca, Elia. Smanettoni di professione. Sì, lo ammettono, benissimo. Complimenti, Presidente. Capitano. Eccolo qua, attenzione, vetro di Venezia con impresso il simbolo della città di Feltre. Fabio, se vuoi dire qualcosa. Beh, cos'altro c'è da dire? Faccio i complimenti ai ragazzi, spero che apprezziate questo premio che è fatto a mano, che è una cosa che non apprezzo perché è un pezzo unico. E come tutti quei lavori che tanti artigiani continuano a fare nella vita con immenso sacrificio, dovete dare il valore giusto all'oggetto. Complimenti, ragazzi. Grazie, complimenti di nuovo ai ragazzi di Santo Stefano per essersi aggiudicati questa prima competizione fuori concorso, ma insomma che fa parte del programma del Palio. Adesso nessuno vorrà tenere questo piatto in mano, quindi se lo giocheranno come un ferro rovente, mi raccomando. Bravi di nuovo, bravi ragazzi. Sul palco però, adesso non sveliamo i destinatari, però ci sono altri 3 oggetti in pietra, ce li vuoi descrivere? Sì, ci sono 3 oggetti in pietra, è una pietra tipicamente feltrina. Questo comunque riguarda un percorso che stiamo già facendo da anni, dove cerchiamo sempre di rapportarci con i nostri artigiani locali. E quest'anno nella fattispecie queste 3 preziose opere in pietra che abbiamo dedicato a 3 realtà importanti per noi e per dare un valore a ciò che hanno fatto nella loro carriera, diciamo nella loro vita qui a Feltre. Abbiamo dato un incarico a carissimi amici, sono i fratelli Zatta e ovviamente qua stasera a rappresentarli c'è Simone Zatta, che hanno fatto in modo attraverso Patrizio, che è un loro artigiano dipendente, di creare questi 3 manufatti.
e che insomma continua la tradizione che è importante soprattutto per una città come la nostra, che se ve la guardate intorno racconta quello che gli artigiani hanno fatto, racconta quello che gli artisti hanno fatto. Quindi noi praticamente stiamo cercando di continuare questo dialogo tra il passato e il presente. E insomma questi 3 premi poi li presenterai tu magari che hai la scaletta delle persone alle quali dare. Grazie. Grazie Fabio. Un applauso all'idea e a chi ha realizzato questi 3 premi che sono appunto in pietra feltrina. Io inviterei il Presidente e anche il Sindaco, okay, per la consegna di questi 3 riconoscimenti. Fabio, se mi dai una mano, partiamo con questo. E leggo la motivazione: per gli anni dedicati al servizio della città. Uno dei 3 riconoscimenti dell'Associazione Palio Città di Feltre e della Città di Feltre per questo 2023 va a Piero Slongo. Prego Piero. Che stava tranquillamente rilassato sulla sua seggiola. Presidente, credo non servano grandi discorsi a corredo di questa motivazione, ma forse 2 parole ci stanno. Piero è stato un punto di riferimento intanto per me, sia nel periodo da Presidente degli Sbandieratori sia adesso da Presidente del Palio. Da qualche anno è un volontario del Palio, quindi grazie, ma soprattutto è stato il motore per tanti anni del Giro delle Mura e di tantissime manifestazioni da Corrifeltre, davvero tante manifestazioni importanti per Feltre e per il territorio. È soprattutto una voce amica a cui ci rivolgiamo quando c'è bisogno, a qualsiasi ora del giorno e della notte, lui c'è sempre, e quindi abbiamo ritenuto importante dirgli grazie in questa maniera. Piero, sai che un premio così significa altri 20 anni di disponibilità, quindi insomma è un grazie che significa grazie, ti vogliamo ancora. Cosa ti viene da dire in questo momento? Sì, effettivamente io sono nato nella logistica, nel gruppo di volontari. Per necessità sono diventato presidente del Giro delle Mura, ma adesso ho cercato di lasciare i giovani, però quando Eugenio mi ha sempre chiamato e tuttora mi chiama, sono orgoglioso di poter dare ancora la mano al Palio e a tutte le associazioni e agli eventi feltrini, perché per me Feltre ce l'ho nel cuore. Quindi ne sono orgoglioso e grato di questo premio. Grazie. Grazie, io mi faccio da parte, così se volete fare una foto. Ecco, guardate avanti, così magari facciamo una foto. A posto? Ottimo, grazie di nuovo Piero. Bravo e grazie. Allora Fabio, non vorrei combinare disastri, prendiamo quello, sì. Secondo riconoscimento di questo 2023, leggo la motivazione. Da 25 anni dalla parte dei più deboli. Il riconoscimento va alla cooperativa Porta Aperta. E a ritirare il premio c'è il presidente della cooperativa, Marco Bonfante. Anche qua, Presidente, ti chiedo 2 parole di commento. Anche in questo caso è il punto di arrivo, anzi è un punto di una collaborazione che ha assunto diverse forme nel corso degli anni, ma è soprattutto un riconoscimento al ruolo importantissimo che Porta Aperta ha per la città, per tutto il territorio, e un grazie anche in questo caso per quello che fa, anche non direttamente legato al Palio, ma il Palio è di tutta la città e quindi chi si spende per la città si spende anche per il mondo del Palio e per le famiglie che hanno bisogno di un aiuto. Grazie. Grazie. Marco. Sì, buonasera a tutti, grazie Eugenio e un saluto a tutte le autorità. Sicuramente questa è una super sorpresa, nel senso che non me lo aspettavo e non ce l'aspettavamo,
E credo che Porta Aperta abbia tante cose in comune con un'associazione come l'Ente Palio. Quando si mette al centro il noi e non l'io, penso che sia appunto il punto di partenza. Mi ha fatto sorridere Eugenio prima quando ha citato il motto Trust the Process, no? Credi nel processo. Ecco, è un po' quello che facciamo noi, credere nel processo di cura, di assistenza e di vicinanza alle persone. Quindi il grazie va anche rivolto a voi, perché siete sicuramente di ispirazione anche e di supporto per noi. Grazie. Grazie Marco, complimenti a te e a Cooperativa Porta Aperta. Grazie. Foto. A posto? Benissimo. Grazie Marco. Abbiamo ancora un riconoscimento, ti chiedo sempre Fabio per favore, grazie. E fare il valletto, sì. Qui la motivazione è: da 40 anni ambasciatori del Palio, e aggiungerei anche della città e di tutto il suo territorio, ma guarda che sorpresa, gruppo sbandieratori Città di Feltre. Presidente. In questo caso credo che sia il classico caso di conflitto di interessi, perché io nasco nel gruppo sbandieratori Città di Feltre, sono entrato che avevo 13 anni, sono ancora tesserato per la verità, e posso testimoniare quindi quanto in questo gruppo, ma in tutti i gruppi sbandieratori e tamburini del nostro Palio, i ragazzi abbiano la possibilità sia di crescere insieme a ragazzi più grandi, più piccoli, e anche di avere relazioni che valicano le generazioni e davvero di arrivare a maturare come persone e di essere inseriti in un contesto di socialità e di bene per la città. E quindi oltre a questo poi c'è anche la parte meritoria di portare il nome del Palio e della città in Italia, all'estero, ovunque ci sia bisogno, e quindi anche qua ci è sembrato giusto dare il nostro segno di gratitudine al gruppo sbandieratori. Grazie. Luca, basta perché hai detto no. Se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, mi piace, ci piace a tutto il gruppo la definizione che danno di noi, e cioè di essere il miglior biglietto da visita del Palio di Feltre, e direi che più di così. Poi con questo costume proprio è il massimo. Grazie Luca. Sindaco, se vuole aggiungere una parola di ringraziamento, credo, a tutti e 3 premiati. No, un ringraziamento perché chiaramente tutte queste associazioni collaborano strettamente con tutta la città, in ogni momento sono disponibili, noi abbiamo dei rapporti molto stretti non solo con loro ma con tutte le altre associazioni, e quindi un grazie, perché lavorare per la città, per i deboli, per i fragili, persone che fanno sport, per i giovani e meno giovani è sempre degno di grande nota e di grande merito. Quindi grazie davvero a tutti e grazie all'Ente Palio per aver pensato a questi premi. Grazie davvero. Grazie, vi lascio alla foto di rito. Ecco qua, riconoscimento al gruppo sbandieratori Città di Feltre per i propri 40 anni di attività. Sì, in effetti 2 mesi è arrivato presidente, premio, basta, chiuso, carriera, adesso è ora di pensare al prossimo presidente. Va bene. Va bene, grazie di nuovo a Luca Zanella e al gruppo sbandieratori Città di Feltre, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie, non l'abbiamo fatto all'inizio, ma a sbandieratori e tamburini del Città di Feltre che ci hanno introdotto a questa serata, ci hanno accompagnato, sono stati anche impavidi fermi al loro posto. Credo che adesso ci mostrerete anche qualcosa, no? Qui in piazza. Nel frattempo credo ci sia anche la possibilità di bere qualcosa con un rinfresco offerto dalla cooperativa Valcarne nel loggiato del Palazzo della Ragione del municipio, quindi non andate via, siete ospiti dell'associazione Palio Città di Feltre.
e naturalmente oltre alla cooperativa Valcarne l'azienda agricola Drusian che provvede per quanto riguarda invece la parte della beverage, come si dice. A me non rimane che ringraziare tutti, restate con noi perché ripeto ci sono i validissimi sbandieratori e tamburini del Città di Feltre che ci intrattengono, c'è il buffet sotto il loggiato e poi alle 20:30 al Palaghiaccio appuntamento con la sfida delle Cernide. Restate con noi, buon Palio a tutti!
ammiratori. Affinché uno si possa chiamare sbandieratore, oltre a imparare a sbandierare, deve avere il coraggio di costruirsi il proprio numero e uscire davanti al pubblico. Quindi questa sera per la prima volta ci sarà, non dico il termine, un po', ci sarà il singolo di Filippo per la prima volta si esibisce in pubblico, quindi accogliamo con un applauso perché gli tremeranno le gambe.